Si tratta di un viaggio attraverso l'occhio di un grande interprete della fotografia del nostro paese che ha insomma, registrato tutti i vari cambiamenti dal punto di vista sociale, dal punto di vista del luogo di lavoro, con partenza e arrivo da Venezia, ma attraversando le geografie e le storie della società del nostro territorio. E noi insomma, siamo orgogliosi di questo appuntamento che sarà visitabile per i prossimi 4 mesi in Castello, con un allestimento molto particolare. Ecco, questa è una città, è un territorio che vuole proporsi in maniera originale e noi lavoriamo per farlo. Arriva Udine come unica tappa del nord Italia di un percorso che ha già toccato le località di Roma e Napoli, la mostra di Gianni Berengo Gardin, L'occhio come mestiere, un gran colpo per Udine che potrà far sfoggio delle foto di un maestro autentico nato 94 primavere fa a Santa Margherita Ligure e che con il suo occhio ha saputo raccontare i cambiamenti di 70 anni di un paese come l'Italia che in queste decadi ha vissuto tante novità. Oggi tutti noi abbiamo uno smartphone, le immagini sovrabbondano, però chi le tratta con professionalità ci aiuta anche a capire, a rileggere certe trasformazioni che non sono alla portata di tutti. È una collaborazione molto importante con il Museo Maxi di Roma e con Contrasto, che hanno accolto con grande entusiasmo la nostra proposta e la nostra richiesta di portare a Udine questa mostra. E la nostra proposta è stata accolta con entusiasmo anche da Gianni Berengo Gardin, che sarà presente all'inaugurazione della mostra sabato 18 alle ore 18 in Castello. Saranno esposti 192 scatti con un allestimento unico nel prestigioso Salone del Parlamento di Udine in una mostra realizzata da Maxi in collaborazione con Contrasto, i civici musei di Udine. L'accesso alla mostra è compreso nel biglietto di accesso al castello e per i civici musei sono disponibili anche dei biglietti cumulativi per visitare le sedi del castello, Casa Cavazzini e il Museo Etnografico. Vi consiglio di guardare anche il nostro sito dove troverete le diverse riduzioni e gratuità. Un esempio, le famiglie con bambini nei nostri musei entrano gratis.